E intanto sul problema dell'immigrazione interviene il responsabile provinciale del Dipartimento di Fratelli d'Italia Giancarlo Granata, dichiarando che l'isola di Lampedusa non può continuare a farsi carico di essere da sola la frontiera dell'Europa. Infatti, con i susseguirsi di continui sbarchi, spot di Lampedusa è ormai al collasso. Lampedusa, continua Granata, essendo il punto di prima accoglienza, subisce con i continui sbarchi reiterati disagi, oltre che un danno alla propria naturale vocazione turistica. Se da un altro apprezziamo i provvedimenti assunti con il decreto immigrazione al fine di arginare il grave fenomeno dell'immigrazione clandestina contro il gigantesco business che c'è dietro e l'incessante azione diplomatica portata avanti dalla Premier Giorgia Meloni con i paesi rivieraschi dell'Africa settentrionale, dall'altro, continua Granata, è opportuna l'adozione di ulteriori misure compensative a favore dell'isola di Lampedusa e della provincia di Agrigento tutta. L'auspicio, conclude Giancarlo Granata, è che dell'isola di Lampedusa e della nostra provincia si parli anche attraverso mirate campagne di marketing e per le loro bellezze naturali, culturali, archeologiche, monumentali, enogastronomiche, conosciute e apprezzate in tutto il mondo.